Obici, mitragliere, bombe di vario genere e moschetti, tutte armi usate per vincere il nemico nel primo conflitto mondiale. In questo spezzone del documentario si tenta di far rivivere altri episodi avvenuti a caro prezzo sul versante italiano. Un fatto che ha traumatizzato il paese è stato il 20 luglio, quando si venne a sapere che il generale Antonio Cantore fu ucciso a Fontana Negra. Ufficialmente si disse che fu colpito da palottola nemica mentre lui guardava il luogo dove il giorno successivo doveva svolgersi una grande azione di guerra, di assalto, mentre in paese si mormorava che era stato ucciso dai suoi. Addirittura c'erano altre dicerie che volevano in qualche modo sminuire l'importanza della figura di questo generale. Il fatto è che il 22 di luglio, quando si svolsero i funerali, si disse che il più triste era il suo cavallo bianco. L'artiglieria italiana era attrezzata anche con cannoni comprati in Germania, prima della Prima Guerra Mondiale. In Germania si erano accorti che questi cannoni da 105 avevano un difetto. Qualche volta le granate esplodevano prima di uscire dalla canna. Loro hanno fatto una considerazione, hanno detto: se l'Italia continua a stare nella Triplice Alleanza e quindi sta con noi, allora li avvertiamo di questo pericolo. Se invece l'Italia dovesse cambiare campo e stare contro di noi, non diciamo niente. E così è stato. E succedeva che questi cannoni ogni tanto esplodevano e era una strage, praticamente gli artiglieri che erano attorno morivano quasi tutti, insomma. E qui a Cortina sono stati due episodi noti di questi incidenti. Uno alla Cedel, un cannone esploso, ucciso e ferito diversi artiglieri, e un altro sulla strada di Chanderou, dove un artigliere, un pezzo d'uomo, raccontavano, ebbe la testa recisa di netto da una scheggia, rimase in piedi per qualche istante e poi crollò a terra.